va ora in onda. 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Care amiche e cari amici di Veneto Globe, eccoci qua, come ogni sabato siamo qui con voi e oggi vi ho portato un argomento che è il tema di oggi, anche perché in settimana qui nel Coneglianese è uscita la notizia che il Famila di Parè chiude e viene a mancare, come è venuto a mancare in altre aree della città, ma non solo di Conegliano, anche del territorio, penso, quel servizio al cittadino che è necessario per far muovere meno mezzi e per dare al cittadino la possibilità di reperire dei prodotti di prima necessità più vicino a lui. Allora mi è venuto in mente di invitare un'azienda che conosco da qualche anno, e la Mungi e Bevi. Qui con me c'è la presidente della Mungi e Bevi e si chiama Monica Franceschetto. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Bene, grazie. È un po' che non ci vediamo. Un pochino. Allora, oggi la massacro un po' sul servizio. Voglio capire bene che cos'è la vostra azienda, che cos'è la Mungi e Bevi. Mungi e Bevi è un'azienda che ha tanti anni di storia e se vogliamo raccontarla in maniera essenziale, diciamo che è un gruppo di persone importante che hanno deciso di alimentarsi in un certo modo, di fare delle scelte di alimenti che abbiano caratteristiche di salubrità in primis, che siano prodotti etici e che abbiano soprattutto la possibilità di dare un valore al territorio di appartenenza delle famiglie che fanno determinate scelte alimentari. Se vogliamo invece raccontare della Mungi e Bevi dando dei numeri, c'è una bellissima frase del Piccolo Principe che dice: ai grandi piacciono e amano le cifre. Diciamo che Mungi e Bevi fornisce col suo servizio a domicilio oltre 12.000 famiglie nel Veneto. E 12.000 famiglie, se ragioniamo in termini di numero di persone, si parla di oltre 30.000 persone che si alimentano attraverso i nostri prodotti. È un'azienda che raggruppa diverse persone come collaboratori, come dipendenti, che danno una mano e che fanno sì di portare a termine questa attività che questa azienda si è assunta, ed è soprattutto un'azienda che ha una storia. Solo il marchio, solo il servizio a domicilio ha oltre 20 anni di esperienza, ma se parliamo di esperienza nel settore alimentare, in particolare nel settore lattiero con cui siamo nati, si parla ormai fra poco di 80 anni. Quindi se pensiamo a 80 anni di storia, sicuramente ci sono stati indovinelli, difficoltà, ma questo non sono altro che un'opportunità per trovare molte soluzioni. Presidente, io mi fermerei un attimo qui e andrei in quel di Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare, vedi? Un luogo straordinario, un resort, ristorante, che per l'accettazione, per l'accoglienza del turismo nella nostra area è il massimo, è una delle eccellenze che abbiamo qui sul territorio. Alberto di Ca del Poggio e la sua famiglia hanno nei momenti più difficili realizzato una struttura che è direi il fiore all'occhiello della nostra area, e lì dove il Prosecco incontra il mare dal nostro amico Alberto di Ca del Poggio ci torneremo fra poco. Un'altra cosa le volevo chiedere, Presidente. Quando vi ho conosciuti vi ho immaginati come dei pazzi. 1 litro di latte portato a casa. Ma come 1 litro di latte portato a casa? Era vero, bastava ordinare 1 litro di latte a voi e voi il giorno dopo, 2 giorni dopo, portavate il litro di latte a casa. Poi non si è fermato lì perché gli altri alimenti me li racconterà lei, e anch'io mi sono servito del vostro servizio perché non c'era solo il litro di latte.
Sì, quando siamo partiti, Munge Bevi richiama proprio questo, voler collegare direttamente chi produce e chi consuma, chi munge e chi beve. Siamo partiti esclusivamente con il latte, noi avevamo esperienza da molti anni nel settore latte. Non erano momenti così difficili per partire con un servizio a domicilio, perlomeno per noi. Era un'idea che ormai si faceva da più tempo, e il servizio a domicilio del litro di latte è sì da pazzi, ma deve comunque essere un'attività, un'azienda. È da pazzi perché si può immaginare che un litro di latte venga consegnato a casa a un prezzo esorbitante, perché altrimenti uno dice ma niente, invece prezzo di mercato. Certamente, tutti i nostri prodotti possono essere in linea con i prezzi di mercato, soprattutto per la qualità che loro hanno. Questo perché riusciamo a collegare direttamente produttore e consumatore, quindi c'è una filiera molto corta che lega i due utenti, diciamo, le due persone del rapporto. Diciamo che quando parliamo di alimenti diventa molto facile formare delle categorie. Se noi parliamo con un biochimico, ad esempio, ci dice ok, gli alimenti possono essere classificati in carboidrati, proteine e grassi. Semplice, 3 categorie. È un po' come la musica, si fa con 7 note. Eppure, in base a chi la suona, in base allo strumento che utilizziamo, in base alla giornata di chi la suona, vengono fuori le musiche più incredibili, più disparate, più diverse. Lo stesso con gli alimenti. Alcuni alimenti base, in realtà poi il consumatore finale si trova di fronte a una scelta incredibile. Nel tempo, purtroppo, invece di dare una maggior qualità, ho più scelta e quindi si presume che si possa andare verso una maggior qualità, la maggior scelta ha portato verso un abbassamento della qualità. Questo, diciamo, perché non c'è un filo diretto tra chi produce e chi consuma. Chi consuma non è un esperto, mangia, molto spesso si affida del proprio gusto, della propria vista, e molto spesso ciò che vediamo, ciò che sentiamo, il sapore, non è poi quello che ci identifica la qualità, la salubrità di quell'alimento. Porto un esempio. Un salume, come produciamo noi, sicuramente rispetto a un altro salume che utilizza nitriti o nitrati di cui noi abbiamo deciso di non utilizzare in questo tipo di prodotto, si presenta visivamente sicuramente meglio in alcune circostanze, perché il nostro con l'aria fa un processo naturale che è l'ossidazione, quindi diventa scuro. Quindi una fetta di salame un po' più scura ci dà l'impressione che sia una fetta di salame non buona, quando in realtà dal punto di vista di salubrità è migliore rispetto all'altro, che mantiene il colore. Per cui se non c'è questo legame diretto con chi consuma e la possibilità di passare questo tipo di informazioni, che normalmente conoscono gli esperti e chi produce, diventa difficile proporre determinati prodotti. Chi d'altra parte produce magari propone quello che il cliente chiede, ma è un cliente che molto spesso non è informato e chiede senza sapere. Lei, Presidente, diceva siete partiti dal latte e poi avete dato la possibilità ai vostri clienti di poter acquisire altri prodotti. Uno dei prodotti di grande qualità è la carne. Sì, questo è un nostro fiore all'occhiello. Abbiamo portato in questi anni molti progetti, i prodotti precotti, le verdure, però sulla carne, come per il latte o come per lo yogurt o il gelato, abbiamo fatto delle scelte molto importanti, difficili, controcorrente, per quando le abbiamo fatte, e la carne è stato un progetto che è partito molto lentamente perché ha comportato una serie di ricerche e di studi su questo, però abbiamo voluto proporre una carne che, diciamo così con un termine facile, ha chimica zero. Una carne che non solo nel confezionamento, nel taglio, nella lavorazione sia artigianale, controllata e particolare, ma addirittura a partire dall'allevamento non ci sia l'utilizzo di determinate sostanze. Questo sicuramente è stato difficile all'inizio, ma ci sta premiando costantemente tutti i giorni, perché le richieste molto spesso sono più di quelle che ci aspettiamo. A questo abbiamo aggiunto una carne che ha una frollatura che il mercato oggigiorno non fa più. La frollatura rende la carne sicuramente molto digeribile. Quindi anche qui proponiamo sempre un prodotto che sicuramente magari
non è il migliore dal punto di vista estetico, dal punto di vista del taglio, dal punto di vista del colore, dal punto di vista della tenerezza, ma è sicuramente il migliore dal punto di vista della salubrità. Parliamo un po' dell'innovazione del vostro sistema distributivo, della vostra azienda. Innovazione per noi è come dire Munge Bevi. Di sicuro un'azienda quando è da tanti anni nel mercato non può non fare innovazione, altrimenti non resiste. Questo è lampante e dal punto di vista imprenditoriale ci deve essere sul campo. Mai come in questi ultimi anni si parla di innovazione tecnologica, innovazione informatica che sta facendo delle evoluzioni a velocità incredibili, per cui è sotto gli occhi di tutti. In realtà l'azienda Munge Bevi quando fa innovazione non solo di invenzioni. Porto un esempio. Quando siamo partiti col servizio a domicilio 20 anni fa non c'erano gli strumenti, i navigatori satellitari, i sistemi informatici che ci sono adesso, e questo sicuramente è un'innovazione tecnologica che permette di far sì che il servizio sia sempre più conveniente, sempre migliore, sempre con aspetti qualitativi superiori. Ma l'innovazione è anche scoperta, studio, ricerca. Porto un esempio, molto spesso scientificamente la scienza porta a dei risultati che ci spiega perché i nostri nonni con la loro esperienza facevano delle cose giuste, pur non avendo magari gli strumenti o le conoscenze che abbiamo noi oggi. Latte è il prodotto che è più alla base, che è più facile fra tutti gli alimenti, che è più difficile individuare le differenze qualitative da un tipo di latte all'altro, se non confrontandolo, ma è un prodotto che può essere innovato. Pensiamo ai nostri nonni, ai contenitori che utilizzavano i nonni, i nostri famosi contenitori in alluminio, certo, che si vedono oggi nei musei oppure no, si possono vedere nelle aziende che li mettono come reperti archeologici. In realtà il latte veniva contenuto in un contenitore chiuso alla luce. Se noi andiamo oggi nel mercato, la maggior parte delle tipologie di latte che vengono proposte al consumatore sono in bottiglia trasparente. Perché? Perché il consumatore richiede la bottiglia, perché è più facile, perché è più comoda, se cade il bambino ce l'ha, se cade non si rompe, quindi ha dei plus in più rispetto al contenitore in cartone. In realtà i nostri nonni facevano una cosa migliore di quella che facciamo noi oggi, che era quello di proteggere il latte dalla luce, e la scienza ce lo spiega scientificamente il perché la luce altera alcune sostanze all'interno del latte per cui il sapore e il gusto non è più lo stesso. Certo. Quindi tornare indietro e la ricerca ci permette a volte di fare delle scelte innovative rispetto a come sta andando il mercato. Il nostro ultimo contenitore, per cui chi ci conosce, i nostri clienti sanno, ultimamente abbiamo cambiato la confezione, ma ancora una confezione in cartone scura che chiude il latte all'interno, è frutto di ricerca e di scienza che ci sta lì dietro. E a volte questo anche a costo di andare controcorrente, ma quando il consumatore sa e ha le informazioni, poi fa le scelte diverse da quelle da non avere la conoscenza. Ecco, questa è una novità, perché io pensavo che anche ultimamente nei supermercati si vede qualche confezione scura del latte in cartone scuro. Io pensavo fosse una questione di look, invece è una questione proprio di mantenimento del gusto e delle proprietà del latte. Certo, e molto spesso se si riesce a dare l'informazione alla famiglia, al consumatore finale, anche le scelte di chi produce poi possono essere fatte in maniera diversa. Certo che informare le famiglie e fare questo tipo di attività è un costo importante che le aziende sostengono, certo, e in cui noi ci crediamo tantissimo. Servizio a domicilio deve essere stato il tema più importante e anche più difficile da affrontare quando avete deciso di mettere insieme. All'inizio io penso di volontari, perché senza il volontariato un servizio del genere non si potrebbe dare al cittadino. Servizio a domicilio. Questa è la parte che a me piace di più dell'azienda e che ha maggior valore sociale, perché pensiamo delle nostre noi in un anno facciamo più di 1 milione di consegne, però pensiamo che queste consegne vengono fatte alle famiglie.
Le famiglie che sono nel territorio. Ma quando io penso a famiglia e penso al lavoro sociale, penso alla persona anziana che ha difficoltà a muoversi, alla persona che ha una disabilità per cui ha difficoltà a portare dei pesi, e questo fa sì che anche queste persone possano scegliere comodamente dalle loro abitazioni dei prodotti senza dover rinunciare a scegliere dei prodotti per una questione di comodità o per una questione di difficoltà personale. Quindi questo è per noi fondamentale ed è una cosa che mi piace molto della nostra azienda e delle persone che si sono adoperate per fare questo tipo di servizio, perché ci consente di essere un po' etici da questo punto di vista. Servizio a domicilio non è solo questo, servizio a domicilio pensiamo però che anche per le famiglie è un risparmio di tempo, che oggigiorno è sempre la risorsa più preziosa delle famiglie, ci manca sempre il tempo di condividere i beni con i figli, con i propri della famiglia. Pensiamo a quanto tempo investiamo per fare la spesa. Certo. E pensiamo che molto spesso quando andiamo a fare la spesa le corsie o la disposizione dei prodotti vengono fatti perché da quella famosa lista con cui la persona va a fare la spesa si aggiunga con un fondo lista, certo, che molto spesso non è prevista, e per cui in realtà il preventivo di spesa è sempre più alto di quello che in realtà la famiglia pensa di spendere, controllando magari il singolo centesimo di valore assoluto del prodotto. Ma non solo questo, c'è anche un altro importante risultato che il vostro servizio a domicilio dà alla comunità, dà alla società. È quello si sente tanto parlare del chilometro zero. Il chilometro zero è l'acquisizione del prodotto da un lato sul territorio vicino dai nostri produttori, ma il chilometro zero del servizio in consegna è ancora più importante perché fa muovere meno mezzi. Certo. Chilometro zero, che non è chilometro zero, certo, perché poi in realtà per andare a reperire il prodotto dall'agricoltore, che normalmente non è mai vicino alla città, la famiglia deve fare chilometri, più famiglie devono fare molti chilometri, e molto spesso al di là del primo entusiasmo che ci possa essere, poi un po' si va a scemare, no, questa possibilità di scelta, perché comunque si deve fare della strada. Chilometro zero voleva probabilmente identificare un rapporto, un filo diretto tra chi produce e chi consuma. In questo senso chilometro zero della merce in maniera... Noi l'abbiamo fatto in maniera concreta e l'abbiamo dimostrato con dei numeri. Ai grandi piacciono le cifre, diceva il Piccolo Principe, e noi l'abbiamo fatto fornendo 12.000 famiglie con alimenti del territorio e di produttori del territorio, ma facendolo in maniera organizzata. Siamo un'azienda. Un'azienda deve essere organizzata e deve far reddito per pagare le persone che vi lavorano, per cui sicuramente anche per quanto riguarda la strada e i percorsi degli automezzi sono veramente a chilometro ridotto, perché deve esserci un'efficienza, fornendo molte famiglie con quei prodotti di quegli allevatori che magari loro vanno per entusiasmo la prima volta e poi non si avvicinano più. Con in più una seconda cosa, se mi permette di aggiungere, il controllo della qualità. Che il piccolo agricoltore ha difficoltà da far da solo, ma all'interno di un gruppo, di un consorzio diventa molto facile, certo, poi avere anche dall'altra parte la garanzia della salubrità del consumatore. Certo, senza considerare che da diversi anni ormai abbiamo fatto una scelta anche per quanto riguarda gli automezzi nel rispetto dell'ambiente, di automezzi elettrici e di automezzi a metano, che quindi anche questo dà un impatto completamente diverso all'ambiente. Certo. Allora noi a chilometri zero andiamo in quel di San Pietro di Feletto, dove c'è il ristorante Relais Resort Ca del Poggio, dove il mio amico e il nostro amico Alberto di Ca del Poggio ci potrà ospitare anche oggi. Quando abbiamo finito questa trasmissione noi potremo andare da lui e gustarci le linguine e i frutti di mare, perché l'ultima volta ci siamo gustati io e una persona che lei conosce e che poi nomineremo verso la fine un buon risottino ai frutti di mare. Questa volta andremo a gustarci le linguine, io e lei, Presidente. Sarà mia ospite, anzi saremo ospiti del nostro amico Alberto di Ca del Poggio. Quella terza persona questa volta non viene con noi, Presidente, andiamo io e lei. Allora, le scelte alimentari, le vostre scelte alimentari.
Ne abbiamo già parlato, però approfondiamo questo tema. Per rispondere a questa domanda posso un po' fare più la mamma. Io ho 2 bambini piccoli, uno di 2 e uno di 3 anni, e mi sento più di essere una donna di famiglia più che la dirigente di un'azienda. E dico sempre così, non è facile fare delle scelte alimentari per chi non lavora nel settore alimentare. Perché anche se una mamma ha la volontà di scegliere dei prodotti al meglio, perché ogni mamma sceglie sempre al meglio per i propri figli e per la propria famiglia, si trova di fronte a volte delle difficoltà interpretative della qualità del prodotto. E per cui l'informazione o la consulenza è importante da parte di persone esperte che possano consigliare da questo punto di vista. Ricordiamoci poi che l'alimentazione è un'attività di poliquotidianità, lo facciamo più volte al giorno. La perfezione non ci può stare una cosa del genere, è come lavorare e dire sono perfetta, no? Da donna, porto un esempio, ci si trucca tutti i giorni, ma quando ci si trucca per sposarsi c'è una perfezione maniacale, c'è del tempo investito, ma tutti i giorni non si può avere lo stesso tempo per cui si investe da quel punto di vista. Quindi anche sull'alimentazione anche più belli, può essere anche. E molto spesso quindi pretendere di essere perfetti sempre non è possibile sull'alimentazione, e questo secondo me è importante e doveroso dirlo alle mamme o alle persone che acquistano, che anche se qualche volta si fa qualche errore alimentare qualitativo non è la fine del mondo, perché a volte provoca un po' lo stress per chi ha l'intenzione da questo punto di vista di essere precisi. Però è una cosa fondamentale, la percentuale degli alimenti che prendiamo cerchiamo che siano il più possibile sani, che siano il più possibile corretti dal punto di vista alimentare. Questo è importante. La seconda cosa che mi sento di dire come consiglio è la coscienza nelle scelte degli alimenti. Noi da consumatori, ogni qualvolta facciamo una scelta di un acquisto di un prodotto, diventiamo coproduttori con quell'azienda che produce quel prodotto, perché scegliendo quel prodotto consentiamo a quell'azienda di continuare a esistere e di produrre nel modo in cui produce. Per cui molte volte ci piace l'idea del chilometro zero perché valorizziamo il territorio, di scelte sane perché è corretto dal punto di vista sociale, però quando ci troviamo di fronte a scegliere un prodotto, magari scegliamo quel prodotto che quell'azienda non sposa le nostre filosofie. Per cui decidere qual è la propria scelta alimentare è fondamentale, però poi si fa con tutti i giorni. Diventiamo coproduttori di quel produttore nel momento in cui scegliamo, per cui per questo dicevo che la nostra azienda è un gruppo di persone che ha sposato con noi una filosofia e un modo di vedere e che ogni giorno, ogni settimana fanno alcune o la maggior parte o tutte, a seconda delle scelte della famiglia, le loro scelte alimentari dai nostri prodotti, e questo è importante. A proposito di azienda e persone che visto i tempi, 30 minuti sono tanti ma scorrono in maniera eccezionale con una presenza così importante, e azienda e persone. Io so che dell'azienda non è che conosco molto, ma le persone conosco 2 colonne delle persone che operano in quell'azienda. Una è lei presidente e l'altra è un medico veterinario che è quello che si occupa della filiera della carne. Vorrei averlo qui oggi, ma purtroppo non riesco, se la regia non mi porta un gelatino non riusciamo a farlo intervenire. Il dottor Luca Pauletti. Sì, il dottor Luca Pauletti è uno dei soci dell'azienda ed è una persona, al di là della sua piacevolezza nella conversazione o nel frequentarlo, è una persona che è molto esperta nel settore alimentare e soprattutto anche per la sua cultura e conoscenza e studi. È una persona che ha portato tantissimo in azienda per quanto riguarda gli allevamenti e soprattutto il progetto carne, quello è stato, direi, fondamentale. Aspetta, vada, che io non mi ero accorto del gelato che era qui. Che non è il nostro gelato. A dire la verità, che non è il vostro, a dire la verità l'avevo nascosto apposta vuole che invitiamo per chiudere
Così lei continua quello che stava dicendo. Il dottor Pauletti, Dottor Pauletti vuole venire qui con noi a chiudere questa bellissima trasmissione? Prego, si accomodi. Adesso le accendo anche il microfono, dottor Pauletti, eccolo qua. Adesso lo proviamo, questo è il bello della diretta. Il dottor Pauletti mi fa vergognare perché si mette la giacca, io non ho giacca e cravatta. Comunque stavo parlando delle due colonne importanti della vostra azienda e se si inseriscono in un'azienda che ha una filosofia come la vostra, delle persone che abbracciano la filosofia della qualità, questo è importante e Luca Pauletti si mette qui in fianco alla sua presidente. Eccomi qua. Si accomodi. È arrivato Possiamo fargli dire due parole? Lei ha finito, Presidente? Sì, lascio la parola tranquillamente. Vuole dire due parole sulla filiera? Io vorrei dire questo a proposito della carne. Innanzitutto noi siamo in un territorio, il Veneto, dove i produttori di carne sono dei produttori serissimi. La produzione della carne veneta è riconosciuta non solo a livello europeo ma a livello mondiale. Non è stata però, come posso dire, la nostra scelta. Noi abbiamo pensato di allevare degli animali e di dare un valore aggiunto al lavoro che fanno gli allevatori, non usando in questo allevamento dei prodotti chimici. Questo però, attenzione, non vuol dire che gli altri allevatori non siano in grado di produrre carne o producano in un modo che non è consentito. Abbiamo anche, sempre in Veneto in modo particolare, ma direi in tutto il territorio italiano, un'altra grossa fortuna, un grosso plus, no, fortuna no, un'applicazione vera che il NAS, gli organismi di controllo, le USL, quindi Carabinieri, USL, la Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, cioè tutta una serie di organismi controllori che permettono al consumatore e all'allevatore stesso di lavorare bene. I servizi veterinari italiani sono eccellenti, non è perché difenda una categoria a cui io appartengo, ma perché è la verità, sono i dati che parlano. Vorrei parlare del latte, si fa tanto parlare adesso, forse esce dal cappello del magico ministro di turno o governante di turno, latte italiano, ma è risaputo, ma direi da decenni, che il latte italiano è un latte d'eccellenza. Non hanno mai permesso, chissà per che razza di motivo, che questo venisse scritto, o comunque non era importante venisse scritto, come la carne italiana. Noi abbiamo fatto delle scelte che vanno un po' più in là. Abbiamo pensato come al chilometro zero vero, cioè consegnare noi alle famiglie invece che ogni famiglia debba muovere l'auto per andare a comprare al supermercato. Abbiamo pensato di allevare degli animali non utilizzando prodotti chimici, abbiamo pensato di lavorare la carne in modo artigianale, abbiamo pensato di consegnarla direttamente a casa e abbiamo pensato di consegnare anche tutto, non un solo taglio, consegnare i diversi tagli della carne. Vedendo gli incrementi, i numeri, sicuramente stiamo andando, direi, benissimo. Molto bene, ci sono incrementi mensili continui. Possiamo fare una trasmissione più avanti del sistema produttivo, cioè della carne, andare magari a raccontare come inizia. Intanto andiamo in quel di Ca del Poggio, dove finiremo la nostra trasmissione. Possiamo fare una cosa del genere? I gestori della trasmissione siete voi, ci invitate e noi arriviamo. Sì, perché è importante conoscere tutti i passaggi della carne. Ma sarebbe... lo sa una cosa, io sono convinto che i suoi allevatori, quando passano i NAS, quando passano i carabinieri, quando passa la finanza, non sono molto preoccupati. Perché prima è passato lei, allora sì si preoccupano quando passa lei. Sicuramente noi abbiamo un rapporto con gli allevatori molto particolare. Nel senso che controlliamo già prima noi. Sì, non sono preoccupati, però ci terrei a ripetere anche un'altra cosa. Anche gli altri allevatori mantengono i tempi di sospensione, se usano un farmaco stanno attenti, cioè siamo al centro dell'eccellenza nel Veneto per quanto riguarda la produzione di carne, latte, non siamo al centro
della tutela di queste eccellenze qua. Cioè c'è ancora troppo poco parlare dell'eccellenza che c'è qui da noi. Ecco, e di questo ne parliamo in un'altra trasmissione. Io in la Italia saluto, io la devo tagliare perché stiamo proprio finendo. Salutiamo i nostri ascoltatori. La saluto, dottore, presidente, è stato un onore averla qui con me e do appuntamento ai nostri ascoltatori per sabato prossimo. Ci saremo con altre cose eccezionali. Ciao, arrivederci. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.